Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La pace sia con voi. Ringrazio i fratelli, le sorelle, gli organizzatori di questa settimana culturale. Per me è un piacere stare con i miei fratelli e vedere altri fratelli che da un po' di tempo non ci vediamo. Sono, come ha detto il fratello, palestinese, ma dal 1991 ormai vivo a Firenze e mi ricordo quando sono arrivato, non solo a Firenze, in tutta Toscana non c'era neanche una sala di preghiera, e grazie al lavoro dei fratelli, qui c'è il fratello Hamza e altri fratelli, oggi in Italia quasi mediamente c'è 1500 sale di preghiera. Potete immaginare, anni 90-91 non c'erano neanche una trentina di sale di preghiera in tutta l'Italia. E potete immaginare questo cambiamento, da 30 sale di preghiera a 1500 vuol dire che una comunità, alhamdulillah rabbil alamin, in crescita. Ringrazio i fratelli che nell'invito hanno messo questo versetto: كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. Abbiamo fatto di voi una umma mediana, equilibrata, non moderata. A me non mi piace la parola moderata, perché moderata vuol dire che deve uscire dalla tua fede religiosa. Invece noi, essendo che siamo nella Daira che è stata fondata da Sheikh Ahmad Bamba rahimahullah, e lui stesso ha voluto tornare all'origine, tornare al Quran, tornare alla Sunnah. Lui stesso rahmatullah alayh, e quando ha studiato, ha girato, ha voluto lasciare la maniera dell'abitudine del suo popolo e ha detto: non basta memorizzare il Corano, non basta memorizzare la Sunnah, ma deve viverla. L'educazione e il himma è quello di mettere in pratica quello che è stato detto da Davide, il jihad, perché spesso quando si parla di jihad si pensa solo alla guerra. No, usare il himma di mettere in pratica quello che tu hai studiato, quello che tu hai memorizzato. Questo discorso, quando Sheikh Ahmad Bamba rahmallah l'ha fatto, era un discorso stranissimo. Infatti i suoi compagni lo guardavano anche quasi male, perché per loro è una novità. Invece noi dobbiamo essere orgogliosi di questo, fieri di questo, che tornare all'origine. E perciò io personalmente cerco di essere una persona fondamentalista, non estremista, nel senso che torniamo all'origine, torniamo al Quran e torniamo alla Sunnah. Ma certamente, come è stato detto in questo versetto, di essere testimoni, di testimoniare la nostra fede. E certamente tutte le fedi religiose con le parole sono buoni, perché credo nessuna fede religiosa alla parola parla male verso l'altro. La differenza, cosa mettiamo in pratica? La nostra testimonianza, la nostra da'wah. Questa testimonianza è faticosa, perché per testimoniare la fede, prima di tutto dobbiamo fare quello che ha fatto Sheikh Ahmad Bamba: studiare, imparare. Dopo che abbiamo studiato dobbiamo mettere in pratica questa che noi abbiamo studiato, o quello che stiamo studiando ancora oggigiorno, perché studiare non finisce mai, sempre dobbiamo imparare. Non esiste una persona che dice: ho già arrivato. In tutta la vita, questa vita terrena, dobbiamo imparare, studiare e mettere in pratica.
Perché? Per arrivare a aumentare la fede, e proprio come lo stesso Sheikh Ahmad Bamba citava questo versetto anche: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. Che questo versetto dice: oh Signore, questo versetto preso dal Corano tradotto del fratello Hamza Piccardo: oh Signore nostro, susciti tra loro un messaggero che reciti i tuoi versetti e insegni il libro e la saggezza. Guardate, Allah Azza wa Jal dice il libro e la saggezza, vuol dire non basta che io leggo il libro, il Corano, ma devo usare la saggezza con il libro, perché può essere senza saggezza non un dono, perché se io non uso questa saggezza che Dio ha dato a me, può essere non un dono per me e per l'umanità, e accresca la loro purezza, yuzakkihim, per essere più puri. E questo come può essere? Può essere solo stare insieme, perché da soli non possiamo avere la purezza. Il stare insieme, e come hanno fatto i fratelli oggi, il titolo del nostro incontro del stare insieme, il dialogo e l'unità della Ummah, dei musulmani. E noi siamo abituati a fare il dialogo con gli altri, il dialogo interreligioso, e abbiamo dimenticato che c'è un dialogo altrettanto importante, dialogo intrareligioso. E abbiamo visto, ora abbiamo pregato il Maghreb insieme, chi mette la mano così e chi mette la mano così. È una ricchezza questa, non deve essere un motivo di scontro, ma deve essere un motivo di ricchezza, che alhamdulillah rabbil alamin, adoriamo lo stesso Dio, Allah subhanahu wa ta'ala, e testimoniamo che Muhammad sallallahu alaihi wasallam è il suo messaggero, ma abbiamo anche diverse maniere nella praticare che sono tutte maniere giuste, perché sono tutte riportate dal profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O metti la mano così o metti la mano così, l'isbal è tutto presente nella Sunnah. Allora, se noi cominciamo a fare questi passaggi e studiare di più, capiamo che l'Islam è più grande di noi. Basta la lettura del Coran. Io che provengo dalla Palestina, per me il Coran era solo quello di Hafs. Nonostante che ho studiato che c'è Warsh, c'è Colon, c'è 10 letture, diciamo, ma è diverso se tu lo metti in pratica o lo studi. E quando ho sentito un fratello marocchino leggeva con Warsh, ho detto: ma come, hanno un altro Coran? Era nel 91 e non c'era telefono come oggi che tu puoi verificare, si scriveva delle lettere. Allora ho scritto una lettera al mio professore in Palestina dicendo: ma strano, i fratelli marocchini hanno un Corano diverso del nostro. E la lettera prima ci voleva 2 settimane per arrivare e 2 settimane per ricevere. Dopo un mese mi scrive: ma se tu mi dici che il tuo fratello del Marocco, allora lui legge con la lettura di Warsh. Per lì ho capito cosa ho studiato, può darsi 10 anni prima. E allora, conoscendo che c'è queste letture diverse, queste interpretazioni diverse, e possiamo trovare questa unità come comunità. E qui io ringrazio veramente i fratelli che hanno fondato il lavoro islamico in Italia, Unione delle Comunità Islamiche d'Italia. Ripeto, qui abbiamo il fratello Hamza, che lui parla di sicuro meglio di me in questo campo. Hanno detto: noi dobbiamo lavorare come italiani di fede musulmana, non palestinese musulmano italiano, non senegalese musulmano italiano, no. Sì, il senegalese deve essere fiero di essere senegalese, il palestinese deve essere fiero di essere palestinese, l'italiano deve essere, ma qui in Italia dobbiamo lavorare come italiani di fede musulmana. Non è facile, perché noi non siamo abituati.
Abbiamo sentito il fratello di Bergamo che ha fatto l'Adhan. Il modo di fare l'Adhan è diverso di un fratello del Marocco che fa l'Adhan, diverso di un fratello della Palestina che fa l'Adhan. È lo stesso Adhan, ma il modo è diverso. E allora, chi non frequenta i fratelli, chi non frequenta la Daira, Murid e altri fratelli senegalesi, altri fratelli da altre parti del mondo, pensa che l'unica maniera sua è quella, la vera, l'unica verità. E delle volte litighiamo anche perché siamo ignoranti. E invece se io so che questo è il modo che si fa in Senegal, e diventa una ricchezza, un modo diverso ma diventa una ricchezza. Il comportamento è fra il fedele e sheikh, e c'è chi alhamdulillah nella vostra daira c'è un rapporto di grande rispetto fra il fedele e sheikh, il murid e il suo sheikh, e questo non si trova in tutti i paesi musulmani. E allora dal dialogo, dal confronto si impara che come si rispetta sheikh, perché non in tutti i paesi arabi musulmani. Quando uno vede i fratelli senegalesi e vede i fratelli italiani, capisci che gli arabi non rappresentano il 20% dei musulmani, ma alhamdulillah i musulmani 80% non sono arabi. Si capisce che l'arabo, come ha detto il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, è la lingua. Non c'è una razza araba, come qualcuno pensa. Perciò chi parla l'arabo è arabo. Allora, queste ricchezze, se noi lo vediamo, queste diversità, se noi lo vediamo in maniera positiva, sono un motivo di ricchezza. Se noi lo vediamo in maniera negativa, sono un motivo di scontro. Alhamdulillah, in Italia la nostra situazione è diversa di altre realtà. Difficilmente troviamo una moschea solo per i fratelli senegalesi. E difficilmente in Italia troviamo una moschea solo per i fratelli, diciamo, marocchini e così via. No, le moschee sono per tutti. Poi ognuno ha la sua specificità, quella si trova a farla fuori moschea o extra moschea. Diciamo, il gruppo della Daira trovano una sala dove fanno loro incontri, i fratelli Murid trovano un'altra sala, fanno loro incontri, i fratelli Sufi da altri tipi, diciamo, così via. Diventa la moschea che unisce tutti quanti. E alhamdulillah, e questa è la bellezza della nostra comunità. E per questo è importante che noi cerchiamo di studiare la nostra fede e metterla in pratica, di prenderla come una via nostra per arrivare ad Allah subhanahu wa ta'ala. A livello nazionale c'è un ritorno all'Islam veramente meraviglioso, un ritorno, qualcuno parla del convertire, io preferisco di usare la parola un ritorno. Vedendo l'Italia dal nord a sud, da est a ovest, non passa una settimana se non uno o una viene alla moschea a chiedere sull'Islam e abbracciano l'Islam. Secondo me abbiamo un difetto, che non abbiamo un programma nazionale o anche locale di seguire i fratelli e sorelle, accompagnarli e rimanere insieme con loro. Questa iniziativa di Ansar Daira è una iniziativa veramente molto positiva. A Firenze ho diverse sorelle che seguono questo gruppo, e io lo conosco diversi di loro, e vedo veramente arricchisce loro,
fa parte di Ansar Daira. Spero che questo lavoro possa essere condiviso a livello nazionale e portarlo nelle diverse realtà a livello locale, per cercare veramente di creare un'unica umma, un'unica comunità che sarà come la prima comunità islamica fra Meccani, l'Ansar e il Muhajirin, e che hanno creato la prima comunità islamica a Medina. Ognuno dava e quello che poteva dare, ognuno faceva complementare l'altro. Allora io non posso testimoniare la mia fede in maniera piena senza il mio fratello, senza la mia sorella. Ripeto, questo non è facile, ha bisogno di lavorare con pazienza, fare tanti sforzi, che in arabo si chiama jihad, e cercare di lavorare in gruppo, perché noi siamo abituati a fare ognuno dentro il suo gruppo. Questo è importante, ma dobbiamo fare queste uscite. Stavo parlando con il fratello Hamza prima, e questa iniziativa è molto importante perché fa uscire i fratelli con la comunità islamica tutta, ma anche con la società italiana. Io credo voi avete preso questa sala perché avete un bel dialogo con la Chiesa, e così via, con la società civile e tutto quanto. Io partecipo agli incontri della Daira in Toscana, dove invitano sindaco, dove invitano assessori, dove invitano la società civile e tutto quanto, e questa realmente fa quello che ha detto il fratello Davide prima, che diventiamo un valore aggiunto per la nostra società italiana, non un peso alla nostra società italiana, perché qualcuno cerca di dire che i musulmani sono un peso. Invece noi dobbiamo dimostrare con la nostra testimonianza che siamo un valore aggiunto. Dove si trova una donna musulmana, dove si trova un uomo musulmano, sono un valore aggiunto sia religioso, etico, morale, economico, ma anche demografico, perché come sapete il nostro paese è purtroppo uno dei più vecchi a livello mondiale. Dopo il Giappone siamo noi, credo, e poi i tedeschi. E allora noi dobbiamo valorizzare noi stessi. Noi non siamo un peso all'Italia, ma siamo un valore prima di tutto religioso. Quando sono arrivato nel 1991, quando si parlava della laicità, era laicità molto simile al laicismo francese. La religione deve essere nascosta, deve essere messa a parte, si deve vergognare della religione. Ma grazie alla presenza dei musulmani in Italia, l'Italia ha cominciato a cambiare, ma anche l'atteggiamento della Chiesa a essere fiera della sua fede e così via. Allora noi siamo un valore importante, un valore aggiunto di senso religioso, ma anche di senso economico. Tutti quanti noi lavoriamo e tutti quanti noi paghiamo le tasse qui. Sono quasi il 3% del PIL nazionale, perciò non è che stiamo sfruttando il paese, ma stiamo dando anche di senso economico. Partecipiamo alla crescita demografica. Grazie a Dio abbiamo figli. Il fratello Hamza ha diversi figli, ora nonno anche di 7 nipoti, 6 figli, 7 nipoti, e ognuno di noi ha 2, 3, 4 figli e così via. Perciò se noi siamo consapevoli di che cosa siamo noi, e allora possiamo essere un valore aggiunto alla società dove noi viviamo, alla nostra società italiana. Se noi non siamo consapevoli, e allora diventiamo un peso. E alhamdulillah, la nostra fede chiede a noi di essere consapevoli. La prima parola che è stata rivelata da Allah subhanahu wa ta'ala al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Iqra, conosci, sappi, meditare. E allora noi dobbiamo leggere anche la nostra società. Questa è la nostra società. Anche se uno, come ha detto Davide prima, di passaggio,
ma dal momento che io decido di vivere anche un giorno qui, devo investire, devo conoscere, devo essere consapevole di questa realtà per dare il mio contributo. È così che questa comunità fa questo dialogo, fa sì che questa comunità diventa più unita. E come Allah subhanahu wa ta'ala al Quran dice: ummatukum ummatun wahida wa ana rabbukum fa'budun, che la vostra comunità, la vostra umma unica, è come Allah subhanahu wa ta'ala uno, e che noi dobbiamo adorare uno solo. Questa che permette a noi veramente di essere consapevoli della nostra realtà, di essere consapevoli della nostra fede e di essere valore aggiunto per la nostra società. Il fratello mi ha guardato, allora devo finire. Jazakumullah khair, barakallah fikum. Inshallah ta'ala rimaniamo sempre in contatto insieme per il meglio del nostro paese e della nostra fede. من الكاسة